Ho aperto la stanza ai gatti e prima avevo aperto le finestre, infatti Pepe si era messo al sole, però non mi fido a lasciarle aperte perché ho paura che cada giù, perché Pepe si sporge tanto dalla finestra, allora li ho sempre lasciati, però Pepe invecchiando è ha ancora meno paura delle cose, soprattutto qua dell'altezza, e quindi non mi fido. Vero Pepe? Meglio non fidarsi troppo. Hanno sporcato tutto il muro, lo vedete che è tutto macchiato? Ecco, quelle sono tutte le zampine, che a forza di andare sul davanzale hanno sporcato tutto, vero? Eh sì. Andiamo. Allora, volevo farvi vedere, visto che siamo qua, abbiamo preso una carta igienica Regina perché al Tigotà era a 2,50 euro. Io non l'ho mai trovata a 2,50 euro, di solito costa 3,99 questa qua. Alle volte riusciamo a trovarla a 3,59 o 3,79, però a 2,50 mai. E anche se avevamo già fatto la scorta, ne abbiamo preso un altro perché 2,50 è un ottimo prezzo. E volevo farvi vedere questo. Allora, ho guardato le recensioni online, l'ho preso all'1 euro, costava di più all'1 euro, ma l'ho dovuto prendere, cioè l'ho preso lì perché avevo dei buoni da spendere per forza. E quindi abbiamo preso la TV, vi ho detto, però ci avevamo ancora buoni e allora ho preso questo visto che mi serviva. Poi ho guardato online, comunque costava di meno online. E la nota negativa di questo è che tiene poca acqua, però non importa perché anche quello che avevo prima teneva poca acqua, quindi non importa, insomma. Kit completo di accessori, gli accessori sono questi. Si possono passare anche i vetri con questo, quello di prima no, quello che avevo prima no. Aveva solo la spazzolina questa qui e forse un'altra sempre col beccuccio piccolo e basta. E vabbè, pulizia vetri e box tozza con comoda prolunga e spazzolino, vabbè, questo qua sì che è utile. Niente, mi sembra abbastanza completo sì, come accessori, quindi niente, ho provato a prendere questo e sicuramente funziona. Ci vorrà pazienza perché non tenendo tanta acqua ci vorrà tempo per pulire, ma insomma, va bene lo stesso, vero Pepe? Eh? Ah, esatto. Oggi è una bella giornata, una bellissima domenica, ultima domenica del 2024. Una bella giornata, noi siamo a casa perché io sono stanca, ho dormito tante ore, 9 ore, ma sono comunque molto stanca. Infatti l'orologio mi dice che ho dormito tanto, ma non ho riposato bene. E infatti sono stanca come se non avessi dormito. Forse perché ieri siamo stati fuori tutto il pomeriggio e mi sono stancata troppo e quindi non sono riuscita neanche a riposare bene. Penso sia per quello. Poi qua a Tigotà abbiamo preso, allora, vabbè, come si chiamano? Dischetti di cotone in italiano. Dentifricio, acqua fresh, un altro acqua fresh, che sono diversi. Questo qua non l'avevo mai visto, qua da noi non c'è. Qua da noi c'è poca roba dove andiamo a fare spesa, ci sono quelle cose, boh, insomma, quindi invece andando a Belluno c'è, in città è molto più rifornito, ma comunque il Tigotà qua da noi non c'è e quindi dobbiamo andare per forza giù. In realtà il Tigotà c'è in Auronzo, a Auronzo di Cadore, però non ci siamo mai andati. Vabbè, poi ho preso questo per Franz, non è malaccio, però non riesco a trovarne uno che sia veramente buono. E poi, vabbè, il deodorante, 3,15 euro costa Tigotà, uno sproposito. Poi ho preso questo shampoo per bambini, shampoo e balsamo, secondo me può andarmi bene. Tanto qualsiasi shampoo non mi funziona coi capelli e neanche con la cute, cioè non va bene. E ho detto prendo questo qua dei bambini, ho guardato tramite l'app Yuka e segnava un punteggio di 51 su 100 e anche quello che sto usando adesso ha un punteggio di 50 su 100, quindi non è malaccio.
E poi ho preso questo Infasil idratante, è un bagno doccia. Come profumo mi ricorda un po' qualcosa di talcato, non lo so. Comunque questi sono gli acquisti del Tigotà e come omaggio c'era questo bagno doccia alla lavanda. Avrei potuto usarlo ieri sera per provarlo, vabbè. Comunque questi sono gli acquistini. Qui ho tutta la biancheria da mettere via, finalmente ieri sera ho finito di piegarla. Ah sì, devo andare a fare una lavatrice, assolutamente, perché allora i miei ci hanno regalato le lenzuola, delle lenzuola invernali, quindi volevo lavarle visto che oggi c'è il sole, le stenderò di fuori dopo e credo si asciugheranno. Ecco, adesso faccio quel lavoro là. Sono in preparazione toast. Vediamo se sta, forse. Sono in preparazione toast, un po' alla veloce, un po' alla buona, un po' semplici proprio con quello che c'è, perché affettati non è che ne compro tanti, perché alla fine costano tantissimo. Poi mi è capitato spesso di comprarli e puzzavano da marcio, ma perché erano effettivamente andati a male, perché non si sa come conservino la roba nei negozi. Beh. O magari la gente lascia sugli scaffali, poi passa il dipendente, rimette nel frigo, ma intanto si è interrotta la catena del freddo. Comunque faccio toast, li provo a mettere in friggitrice aria, cioè potrei metterli anche nel forno della stufa, però c'è il rischio che si brucino, quindi provo a farli in friggitrice ad aria, perché io non ho la tostiera e non la voglio neanche sinceramente, perché non mi piacciono come sono fatte, sono difficili poi da pulire, cioè non si riescono mai a pulire bene e sta cosa a me dà fastidio, quindi preferisco non averla. Allora, quante fette di formaggio ho ancora? Ok, ne ho 3, quindi niente, è domenica sera e niente, sto facendo questa cosa. Devo dire che è già tardi perché sono tornata a casa un po' tardi, però vabbè, va bene lo stesso. Saranno tipo le 9, no, le 9 no, le 8:10 quasi, vedete l'orario? No, quasi le 8:10, quindi non è tanto presto, però insomma, oh, quel che è. E non posso neanche mettere tanto prosciutto, diciamo che ce l'ho contato perché non ne ho appunto comprato, non ne ho comprato chissà quanto, quindi ce l'ho contato anche questo. Vabbè, basta che sappiano da qualcosa, dai. 4 toast e li metto qua. Non so mica quanto mettere perché non ho idea di quanto serva. Non ne ho idea. E anche questo è fatto. Qua c'ho un piatto di pasta, la mia mamma, pasta rustica. Sì. C'è un piatto di pasta che è per domani, perché domani tornata da lavoro andrò a fare una passeggiata, non so neanche se mangerò, credo uscirò direttamente, mi cambierò e uscirò e quindi ho il piatto di pasta pronto per pranzo. Se no avrei preparato io stasera qualcosa, se non ci fosse stato questo. Vi saluto. C'è. Ma ti sei sporcato, amore, sotto l'occhietto? Cosa c'è? Oh. Stavi per cadere. Tontolino. Stavi per cadere. E ti hai proprio un tontolino. Sì. Tu sei un tontolino.
Tu non sei un gattino normale, no? Sto facendo la tinta, l'ho ricomprata, la mia solita, anche se mi è arrivata in ritardo, però l'ho ricomprata anche se è scura non importa, perché tanto poi sbiadisce, come le tinte dei capelli. Quindi la prendo scura, che in realtà è castano chiaro questo, non è la colorazione castano scuro o nero, però su di me è scura lo stesso, però è meglio così scura, è meglio, più che bionda. A parte che di questo marchio biondo non c'è solo il castano chiaro. Però io mi trovo bene con questo, anche se non dura praticamente niente. Comunque sto facendo sta tinta, adesso è ora di toglierla. Mi sono macchiata anche la pelle qui. Verrà via, sì, chissà tra quanto. Comunque adesso tolgo tutto e oggi ho fatto una passeggiata pomeriggio con una mia amica. Finalmente mi serviva a camminare un po' e da sola non ho voglia e quindi non esco. E invece qua adesso c'è lei e niente, abbiamo fatto 2 passi e domani anche abbiamo in previsione di uscire. Io tornerò dal lavoro, mangerò e poi usciremo a passeggiare. È che adesso il sole tramonta molto presto, quindi diciamo che abbiamo veramente poco sole, però non importa, prendiamo un po' di freddo e passeggiamo lo stesso. E niente, quindi anche questa giornata è andata. Oggi è il 30. E boh, niente ragazzi. Adesso sì, tolgo sta roba qua e poi esco e boh. Bisogna anche cenare, è che è già tardi. Io non ho neanche tanta fame, sinceramente. Vabbè, qualcosa bisogna fare. Vi saluto e ci vediamo domani. Aggiornamento, un po' meglio, no? Cioè non è tanto scuro alla fine come colore. Cioè è quasi come il biondo. Quindi, perfetto. Ciao, Cipri. Ma sei carino. Cosa fai? Ma tu sei? Cosa fai? Mangia papà? Buona papà. Sì. Buona papà. Mangiato anche stasera. Sti capelli fuori. Mamma mia. Vabbè, tanto adesso mi devo lavare. Mangiato anche stasera, ancora il rossetto. Era più forte però. Mangiando, se n'è anche andato mezzo. Comunque, è più in tinta con la maglia. Vabbè, niente. Oggi pomeriggio anche ho fatto la passeggiata con la mia amica. Siamo andate fino a San Vito. Fino a San Vito di Cadore. E abbiamo fatto un giro al Conad. Abbiamo girato i 3 piani del Conad. E niente, poi siamo tornate a casa. Siamo arrivate alle 5 a casa. Stava iniziando a far buio. Però c'era ancora gente che passeggiava a quell'ora, nonostante il freddo. E niente, quindi anche questo pomeriggio è andato. E sono contenta perché ho camminato, sono piena di dolori. Non importa, ho già preso la medicina perché sennò non vado avanti. Adesso mi faccio una bella doccia, oggi è il 31. Questa sera per cena ho fatto pesce con delle patatine e finocchio cotto normalmente, quello in microonde, che si cuoce in microonde, della Bonduelle, ecco, condito un po' con le spezie e basta. Questa è stata la nostra cena, io sono piena, sinceramente, e niente, adesso mi lavo e poi non lo so, vorrei giocare un pochino a Animal Crossing, che è da 3 giorni che non accendo il gioco, e quindi vorrei giocare un po' con quello, ma dovrei editare il video per domani, ma non so se lo farò uscire alla fine domani perché dovrei farlo adesso, ma non ho voglia di mettermi a editare video adesso. Ci vedremo, non so se in questo video o in un altro, comunque ci vedremo.